Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Cos'è la trasgressione? Che cosa spinge i giovani a trasgredire? Chi è responsabile della deriva dei ragazzi d'oggi? Quali punizioni per chi trasgredisce? Sono stati tanti gli interrogativi che sono stati affrontati il 7 maggio nel corso dell'incontro Giovani Trasgressivi, Dubbi e Paure, Parliamone, al termine di un ciclo di incontri sul rapporto tra giovani e genitori organizzato dall'Associazione Polesani nel Mondo, dalla Proloco e dal Comune di Lendinara, che si è svolto presso la Sala degli Specchi dello storico Caffè Grande. La delicata tematica è stata introdotta da Fabrizio Pavan, assessore e vice sindaco di Lendinara. Anch'io sono genitore e faccio fatica a confrontarmi con i miei figli, non sai mai quando devi essere duro, quando devi essere meno duro. Internet, Facebook, si possono creare anche lì delle situazioni molto strane. Ecco, da lì inizia il dubbio e la paura di cosa stanno facendo in questi momenti i nostri giovani. Dunque la cosa migliore è di parlarne qui tra persone che credono in questi valori, con esperti che vivono quotidianamente dei drammi. Noi della Proloco siamo particolarmente felici di appoggiarlo in questa iniziativa perché la Proloco non è solo corse ciclistiche, stand gastronomici e cose di questo genere. La Proloco si occupa anche di aspetti culturali. Il ciclo di incontri è stato organizzato grazie alla collaborazione di Emiliano Toso, psicologo e psicoterapeuta lendinarese che ha approfondito gli aspetti del rapporto genitori-figli come causa scatenante della voglia di trasgredire degli adolescenti di oggi. Spesso i problemi che insorgono poi nell'età adulta sono più difficili da trattare e sono la conseguenza di una cattiva educazione, soprattutto da parte dei genitori, insegnanti e altri enti educativi. Quindi l'educazione dei familiari è molto importante. Alla serata è intervenuto anche Vincenzo Longo, pedagogista specializzato nell'educazione dell'età adulta e vicepresidente per il Nord Italia dell'Associazione Pedagogisti. Il triangolo educativo viene inteso come una capacità da parte dell'educatore e quindi della famiglia e della rete scolastica di dare un servizio ai genitori e ai ragazzi, ai nostri giovani. C'è una forma pedagogica, come dicevo, può aiutare i giovani, c'è una forma andragogica che deve aiutare gli adulti intesi come scuola e come famiglia. Nel corso della serata si è parlato anche di carceri e di sistemi punitivi per i giovani trasgressivi, con Fra Beppe Prioli, che da 40 anni svolge volontariato con l'associazione La Fraternità all'interno del carcere di Verona. Io vengo dalla città di Verona e vedo cosa produce anche la notte, non soffermarsi sulla trasgressione in se stessa, quasi il punire, ma dare una risposta diversa anche di fronte alla trasgressione, l'ascolto, l'accoglienza, avere più tempo verso i nostri giovani. La trasgressione è sicuramente una tematica calda e di grande attualità, che è impossibile sviscerare in una sola serata, ma già iniziare a parlarne e a capire come aiutare i giovani è un bel punto di partenza.